milli edu l-ferħ tagħhom biss fih lejqa. Bikkiet lil Pietru wara tradiment u wedet il-ġenna lil ħallil niedem. Għamel li kull wieħed u waħda minna jisma' tingħat lilu dik il-kelma li jint lis-Sint lis-Sammaritana. Kieku kont taf id-don ta' Alla. Int il-wiċċ li jidher tal-missier li ma jidirx. Ta' Alla li juri s-seta tiegħu fuq kollox bil-maħfra u l-ħniena. Għamel li l-Knisja tkun fid-dinja il-wiċċ tiegħek li jidher. Int li int il-mulej tagħha. Rebbieħ fuq il-mewt u glorjuż. Int trid li l-ministri tiegħek ikunu huma wkoll imlibsa bid-djufija biex jistgħu jħossu għal dawk li qegħdin fl-injoranza u l-iżball. Għamel li kull min jersaq lejn wieħed minnhom iħossu milquh, maħbub u maħfur minn Alla. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek u konsagrana l-koll bid-dilka tiegħu biex il-Knisja tiegħek b'ħeġġa imġedda tista' twassal lil foqra l-bxara tajba, tħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u l-maħqurin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Dan nitolbu lek għat-talb ta' Marija il-ħniena, int li tgħixu s-saltan flimkien mal-Missier u mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Żommu l-ġabra jekk jogħġobkom nistennew il-bidu tal-Quddisa. Sola mira
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio e a voi, fratelli. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej li fetaħ triq fil-baħar, mogħdija fl-ilmijiet qawwija. Dak li ħareġ karrijiet u żwiemel, eżerċti u rġiel qalbiena f'daqqa. Inxteħtu fl-art biex aktar ma qamux, inħlew bħal ftila u ntfew. La tiftakrux iżjed fi ġrajiet li moddi, la taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida, feġġet issa, għadkom ma ttendejtux. Se niftaħ triq fix-xari, xmajjar fid-deżert. Ifaħruni l-bejjem selvaġġi, ix-xakalli u wliet in-nam. Għax noħroġ l-ilma fix-xari, xmajjar fid-deżert biex nisqi l-poplu tiegħi, il-maħtur tiegħi,
il-poplu li sawwart għalija biex ixandar it-tifħir tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Kbir femilu il-mulej. Kbir femilu il-mulej. Kbir femilu il-mulej mana. Meta l-mulej reġġa' lura li miasra ta' Sion, konna jisna mitlufa f'ħolma, imbagħad bitak imtela fomna, u blajjat ta' feril sinna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom. Kbir femilu il-mulej magħna, u aħna bil-ferħ imtlejna. Bint il-mulej xortina, bħal widin tan-negev, dawk li żiraw fid-dmur, jaħsdu blana ta' fer. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru iż-żerrija ħażrin. Iżda huma u ġejjin lura, jiġu bana ta' fer, iġorru l-qatet f'idejhom. Qari mill-Littra ta' San Pawl l-Apostlu lill-Filippin. Ħuti, jiena not kollox bħala telf dejn il-qlieħ kbir li hemm filli naraf lil Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rid li nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih.
Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi, dik li tiġi permezz tal-liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid naraf lilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu id-batijiet tiegħu u nsir nixbru fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawmien mill-imwiet. Minix ngħid li jiena ġa ksibtu jew li jien ġa perfett, imma nross il-qudiem biex naħtaf dan bħalma Kristu Ġesu ġa ħataf lili. Ħuti, ma jidirlix li dan ġa l-ħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid, waqt li ninsa lil tawarajja kollu, jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm qudiemi. Niġri l-qudiem lejn it-tmiem biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Ari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tela lejn l-olja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-seb reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u qagħad bil-qiegħda jallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u għalulu, Mallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Inti ma xi tgħid. Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jixluh.
Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsu għam drittu qalilhom. Min fostkom u bladnu jitfalaw l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħidan, qabdu telqu wieħed wara l-ieħor ibda mixjuh. Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha, dawk fejnhom mara, ħadd minnhom ma kkundannak. Hi qaltlu, ħadd Sinjur. Qalilha Ġesu, mela anqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tiedni b'xi żjed. Il-kelma tal-mulej. Gesù al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Così comincia l'episodio della donna adultera. Lo sfondo si presenta sereno, una mattinata nel luogo santo al cuore di Gerusalemme. Protagonista è il popolo di Dio, che nel cortile del Tempio cerca Gesù, il Maestro, desidera ascoltarlo perché quello che lui dice illumina e riscalda. Il suo insegnamento non ha nulla di astratto, tocca la vita e la libera, la trasforma, la rinnova. Ecco il fiuto del popolo di Dio, che non si accontenta del tempio fatto di pietre, ma si raduna attorno alla persona di Gesù. Si intravede in questa pagina il popolo dei credenti di ogni tempo, il popolo santo di Dio, che qui a Malta è numeroso e vivace, fedele nella ricerca del Signore, legato a una fede concreta, a una fede vissuta. Vi ringrazio per questo. Davanti al popolo che accorre a Lui, Gesù non ha fretta. Sedette, dice il Vangelo, e si mise a insegnare loro. Ci sono delle assenti. Sono la donna e i suoi accusatori. Non si sono recati come gli altri dal Maestro e le ragioni della loro assenza sono diverse. Scribi e farisei pensano di sapere già tutto, di non aver bisogno dell'insegnamento di Gesù. La donna invece è una persona smarrita, finita fuori strada cercando la felicità per vie sbagliate. Assenze dunque dovute a motivazioni differenti, come diverso è l'esito della loro vicenda. Soffermiamoci su questi aspetti. Anzitutto sugli accusatori della donna, assenti come la donna. In loro vediamo l'immagine di coloro che si vantano di essere giusti, che si vantano di essere osservanti della legge di Dio, persone a posto e per bene. Non badano ai propri difetti,
ma sono attentissimi a scovare quelli degli altri. Così vanno da Gesù, non a cuore aperto per ascoltarlo, ma per metterlo alla prova, dice il Vangelo, e per aver motivo di accusarlo. È un intento che fotografa l'interiorità di queste persone colte e religiose, che conoscono le scritture e frequentano il Tempio, ma subordinano tutto ai propri interessi e non combattono contro i pensieri malevoli che si agitano nel loro cuore. Agli occhi della gente sembrano esperti di Dio, ma proprio loro non riconoscono Gesù, anzi lo vedono come un nemico da far fuori. Per farlo li mettono davanti a una persona come se fosse una cosa, chiamandola con disprezzo questa donna e denunciando pubblicamente il suo adulterio. Premono perché la donna sia lapidata, riversando contro di lei l'avversione che loro hanno per la compassione di Gesù. E fanno tutto questo sotto il manto della loro fama di uomini religiosi. Fratelli e sorelle, questi personaggi ci dicono che anche nella nostra religiosità possono insinuarsi il tarlo dell'ipocrisia e il vizio del puntare il dito. In ogni tempo, in ogni comunità, c'è sempre il pericolo di fraintendere Gesù, di averne il nome sulle labbra, ma di smentirlo nei fatti. E lo si può fare anche innalzando vessilli con la croce. Come verificate allora se siamo discepoli alla scuola del Maestro? Dal nostro sguardo, da come guardiamo al prossimo e da come guardiamo a noi stessi. Questo è il punto per definire la nostra appartenenza. Da come guardiamo al prossimo, se lo facciamo come Gesù ci mostra oggi, cioè con uno sguardo di misericordia, oppure in modo giudicante, a volte persino sprezzante, come gli accusatori del Vangelo che si ergono a paladini di Dio ma non si accorgono di calpestare i fratelli. In realtà, chi crede di difendere la fede puntando il dito contro gli altri avrà pure una visione religiosa, ma non sposa lo spirito del Vangelo perché dimentica la misericordia che è il cuore di Dio. Per capire se siamo veri discepoli del Maestro, occorre anche verificare come guardiamo a noi stessi. Gli accusatori della donna sono convinti di non avere nulla da imparare. In effetti il loro apparato esterno è perfetto, ma manca la verità del cuore. Sono il ritratto di quei credenti che in ogni tempo fanno dalla fede un elemento di facciata, dove ciò che risalta è l'esteriorità solenne, ma manca la povertà interiore, che è il tesoro più prezioso dell'uomo. Infatti, per Gesù, quello che conta è l'apertura disponibile di chi non si sente arrivato, bensì bisognoso di salvezza. Ci fa bene, allora, quando stiamo in preghiera e anche quando partecipiamo a belle funzioni religiose, chiederci se siamo sintonizzati col Signore. Possiamo chiederlo direttamente a Lui. Gesù, sono qui con te, ma tu che cosa vuoi che da me? Cosa vuoi che cambi nel mio cuore, nella mia vita? Come tu vuoi che veda gli altri? Ci farà bene pregare così, perché il Maestro non si accontenta dell'apparenza, ma cerca la verità del cuore. E quando gli apriamo il cuore della verità, può compiere prodigi in noi. Lo vediamo nella donna adultera. La sua situazione sembra compromessa, ma ai suoi occhi si apre un orizzonte nuovo, impensabile prima.
ricoperta di insulti, pronta a ricevere parole implacabili e castighi severi, con stupore si vede assolta da Dio, che le spalanca davanti un futuro inatteso. Nessuno ti ha condannata? Le dice Gesù. Neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Che differenza tra il maestro e gli accusatori. Quelli avevano citato la scrittura per condannare. Gesù, la parola di Dio in persona, riabilita completamente la donna restituendole speranza. Da questa vicenda impariamo che ogni osservazione, se non è mossa dalla carità e non contiene carità, affossa ulteriormente chi la riceve. Dio invece lascia sempre aperta una possibilità. Dio invece lascia sempre aperta una possibilità e sa trovare ogni volta vie di liberazione e di salvezza. La vita di quella donna cambia grazie al perdono. Sono incontrati la misericordia e la miseria. Misericordia e miseria sono lì. E la donna cambia. Viene persino da pensare che, perdonata da Gesù, abbia imparato a sua volta a perdonare. Magari avrà visto nei suoi accusatori non più delle persone rigide e malvagie, ma coloro che le hanno permesso di incontrare Gesù. Il Signore desidera che anche noi, Suoi discepoli, noi come Chiesa, perdonati da Lui, diventiamo testimoni instancabili di riconciliazione, testimoni di un Dio per il quale non esiste la parola irrecuperabile, di un Dio che sempre perdona. Dio sempre perdona. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Un Dio che continua a credere in noi e dà ogni volta la possibilità di ricominciare. Non c'è peccato o fallimento che portato a Lui non possa diventare un'occasione per iniziare una vita nuova, diversa nel segno della misericordia. Non c'è peccato che non possa andare in questa strada. Dio perdona tutto. Questo è il Signore Gesù. Lo conosce veramente chi ha esperienza del suo perdono, chi come la donna del Vangelo scopre che Dio ci visita attraverso le nostre piaghe interiori. Proprio lì il Signore ama farsi presente perché è venuto non per i sani, ma per i malati. E oggi è questa donna che ha conosciuto la misericordia nella sua miseria e che va nel mondo risanata dal perdono di Gesù a suggerirci come Chiesa di rimetterci da capo alla scuola del Vangelo, alla scuola del Dio della speranza che sempre sorprende. Se lo imitiamo non saremo portati a concentrarci sulla denuncia dei peccati, ma a metterci con amore alla ricerca dei peccatori. Non saremo a contare i presenti, ma andremo in cerca degli assenti. Non torneremo a puntare il dito, ma inizieremo a porci in ascolto. Non scarteremo i disprezzati, ma guarderemo come primi coloro che sono considerati ultimi. Questo, fratelli e sorelle, ci insegna oggi Gesù con l'esempio. Lasciamoci stupire da Lui e accogliamo con gioia la sua novità.
Fratelli e sorelle, l'avvicinarsi della Pasqua ci sollecita ad accogliere la grazia. Imploriamo il Padre perché sostenga il nostro cammino. For the church pilgrim in the world, that she may live with fidelity the precept of love and spread the light of Christ in the heart of every person. Dominum deprecemur. Per il Santo Padre Papa Francesco, il Signore continui a conservarlo in salute e ad ispirarlo nel discernimento per poter guidare la Chiesa, segno di speranza per tutti gli uomini. Dominum deprecemur. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, എല്ലാ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളും ഭരണകൂടങ്ങളും എല്ലാ കാലത്തും സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജനനന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുകയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അന്തസ്സിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട കൃപ അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Dominum deprecemur. نصلي من أجل ضحايا العنف والحرب حتى لا تذهب دموعهم ودماؤهم هدرا، بل تعجل عملية تدشين عهد من الأخوة والسلام. Dominum deprecemur. Za rodziny, aby żyły na wzór ludzkości pojednanej w miłości i promieniowały wokół siebie ducha Ewangelii. Dominum deprecemur. Sapagkat tayong lahat ay nagtipon dito at ang ating simbahan sa Malta na ang pakikipag-isa kay Kristo, masunuring lingkod ay nagbibigay sa atin na muling pagtuklas ng tunay na kalayaan ng mga anak ng Diyos. Dominum deprecemur. Padre di infinita misericordia, che riversi nel nostro cuore la carità di Cristo, rendici capaci di portare ogni giorno il giogo della croce, che tu trasformi nel giogo leggero e soave dell'amore, per Cristo nostro Signore.
fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana di essere purificati dalla forza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del Tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della Tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a Te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo sei tu, Padre, ed è giusto che in ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Danul misteru tal fidi. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Paolo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il mio fratello Charles, vescovo di questa Chiesa di Malta, e me indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
attenti alla parola del Salvatore e informati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Atul pace del Shushin. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiamo. Dio Onnipotente fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue, e vive e regna nei secoli dei secoli. Santità, grazie di cuore per la decisione di farci visita. Grazie per questa celebrazione solenne dell'Eucaristia. Grazie per il suo amore per noi. Grazie Hafna, diciamo. La parola che oggi lei ci ha donato sia per noi motivo di incoraggiamento nella vita, luce nel cammino, consolazione nelle difficoltà. Nel primo secolo dopo la risurrezione di Gesù, questa nostra terra, per grazia di Dio, ha avuto la grande fortuna di accogliere la luce del Vangelo con la presenza dell'Apostolo Paolo, che Publio, il protos dell'isola e i maltesi accolsero insieme alle 275 persone naufragate con rara umanità. Padre Santo, l'odierna visita e la sua benedizione suscitano anche nel nostro cuore quella fiamma di carità e quella rara umanità che sono frutto dello Spirito del Signore. Lo sguardo pieno di tenerezza della Madonna di Damascena penetri le nostre anime e accompagni la sua missione universale. Santo Padre, ci permetta di salutarla con le parole profonde di San Giorgio Preca, gloria del nostro clero e dei nostri catechisti, del nostro popolo. Lui indirizzava al Papa con queste parole: Salve, Papa Noster, salve, Petra Fidei, salve, Celi Anitor e Dominus Sitteco. Grazie ancora, Santità. Grazie a voi. Salve
fratelli e sorelle, sono grato per le parole che Monsignor Scicluna mi ha rivolto a nome vostro, ma sono io che dico a voi grazie. Vorrei esprimere la mia riconoscenza al signor Presidente della Repubblica e alle autorità, ai miei fratelli vescovi, a voi cari sacerdoti, religiosi, religiose e a tutti i cittadini e fedeli di Malta e di Gozzo per l'accoglienza e l'affetto ricevuti. Questa sera, dopo aver incontrato diversi fratelli e sorelle migranti, sarà già ora di fare il ritorno a Roma, ma porterò con me molti momenti e parole di questi giorni, tanti gesti. Soprattutto conserverò nel cuore tanti volti e il volto luminoso di Malta. Ringrazio anche coloro che hanno lavorato per questa visita e vorrei salutare cordialmente i fratelli e le sorelle di varie confessioni cristiane e religiosi che ho incontrato. A tutto chiedo di pregare per me, io lo farò per voi. Preghiamo a vicenda. In queste isole si respira il senso del popolo di Dio. Andate avanti così, ricordando che la fede cresce nella gioia e si rafforza nel dono. Proseguite la catena di santità che ha portato tanti maltesi a donarsi con entusiasmo a Dio e agli altri. Penso ad un George Pecca, canonizzato 15 anni fa. E vorrei infine rivolgere una parola ai giovani che sono il vostro avvenire. Cari amici giovani, condivido con voi la cosa più bella della vita. Sapete qual è? È la gioia di spendersi nell'amore che ci fa liberi. Ma questa gioia ha un nome, Gesù. Vi auguro la bellezza di innamorarvi di Gesù, che Dio di misericordia, lo abbiamo sentito oggi nel Vangelo, che crede in voi, sogna con voi, ama le vostre vite e non vi deluderà mai. E per andare avanti sempre con Gesù, anche con la famiglia, col popolo di Dio, e per questo non dimenticatevi delle radici. Parlate con i vecchi. Parlate con i nonni, parlate con gli anziani. Il Signore vi accompagni e la Madonna vi custodisca. La preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina. Ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega. Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi soffre. La pace sia con voi. Angelo Domini, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Centrix. Ut dini efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tua, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine, Et lux perpetua luce a Teis. requiescant in pace. Amen. Dominus Vobiscum. Chinatevi per la benedizione. Benedict Domine plebem Tuam, quam unus Tua misericordis spectat, e concede, ut quod te ispirante desiderat de la gente percipiat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
fejna fih ma kellux qed minn issa kitarru u l-pjan. Qed nipara li tagħna, pjan.
Meno mai non via.
Basta passare, allora. Ciao, vai.
Me l'hai detto. E te va a passare il futuro.